Allora, abbiamo ragazzi poi l'ultimo step della descrizione dell'attività, che non è altro che la descrizione della forma giuridica. Sapete, dovreste saperlo già, che la forma giuridica viene definita al momento della costituzione da un notaio dell'azienda, e questa forma giuridica può essere di due tipi, sotto forma di società di persone o società di capitali. Per le società piccole, insomma, con un capitale investito leggero, con pochi dipendenti, basta la forma delle società di persone, come per un bar, un chiosco, un ristorante, un alberghetto, eccetera, eccetera, che la forma giuridica della società di persone sono società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Poi ci sono invece le società con un capitale di rischio più alto, con molti dipendenti, le società insomma medio-grandi, che utilizzano la forma delle società di capitali, che sono di due tipi: sono la società per azioni e la società a responsabilità limitata, la cosiddetta SRL SPA, che chiaramente hanno una burocrazia maggiore per la contabilità, queste società grandi, rispetto a quelle di persone. Qua mi fermo con la prima lezione e riprendiamo la prossima volta, continuando col progetto imprenditoriale, con la cosiddetta analisi di mercato. Vi saluto, vi chiedo di considerare questa lezione leggendo anche le schede che vi ho mandato via mail. Arrivederci a tutti e statemi bene.